Sesta corsa, premio Maus, discreti 4 anni al via, 1 Zalica, 2 Zimmerman, 3 Samima Ferro, 4 Zitto Zitto GSO, 5 Zippo B, 6 0 in condotto P. In seconda fila 7 Zumba P, 8 Zabaione Spav, 9 Zar SLM. Rinuncia al lancio 0 in condotto P. Veloci sono Zimmerman, Zalica lungo la corda, poi anche Samima Ferro e Zippo B. Alla fine Zimmerman che cerca di scavalcare il numero 1, vediamo se riesce la manovra Marco Stefani, così è. E va in vantaggio col portacolori della scuderia del figlio, al largo subito Alessandro Gocciadoro con Samima Ferro che va a chiedere Numero strada 6, e 0 a in condotta ottenerla OP, dopo i squalificato, primi Ambio. 250 metri. Intanto è squalificato uno dei protagonisti, 0 in condotta OP, fuori corsa. 400 passati in 29,6, Samima Ferro, la cavalla tedesca, in vantaggio davanti a Zimmerman, poi avanza al largo Zitto Zitto GSO, terza la corda è Zalica a precedere Zumba Pis. Intanto arriviamo al paletto dei 600 metri passati dalla figlia di Love You in 44,6, prende una Numero ventina di metri di 4, vantaggio Zitto Zitto GSO, la tedesca di squalificato. Alessandro Gocciadoro. Intanto c'è anche la rottura di Zitto Zitto che esce di scena, quindi Zimmerman sempre secondo davanti a Zabaione Spav che avanza al largo, poi vediamo sempre Zalica lungo la corda a precedere Zumba Pis, poi Zar SLM. Tanto Samima Ferro arriva al chilometro in 1,14 e mezzo, sempre Zimmerman seconda la corda con di fuori Zabaione Spav, poi Zalica dietro i due, Zumba Pis, Zar SLM che accenna a spostare al largo, sempre in vantaggio la tedesca e percorre di là 15 secco, ma Zabaione Spav si fa pressante al suo esterno, avanza anche Zalica che si prepara e si lancia addirittura già in terza ruota, poi avanza anche Zumba Pis al pari di Zar SLM, sembra stanca Samima Ferro, ultima curva passata in 15,7, retta d'arrivo, sembra Zalica la più fresca, ultimi 200 metri, Zalica centropista che si ingamba, cerca di rientrargli Zabaione Spav, ma è Zalica che viene a vincere su Zabaione Spav al terzo Zippo B a precedere Zumba Pis. 1,14 e mezzo la media al chilometro per Zalica e Edoardo Baldi per la scuderia Sanfrediamo, cura anche il training il toscano Edoardo Baldi. Rivediamo la retta d'arrivo della figlia di Uronometro e Gallura Jet che viene a cogliere la sua settima vittoria in carriera, centropista, davvero valida la prestazione. 16,47 la quota, mentre il secondo per Zabaione Spav invade il percorso esterno, mentre per il terzo è ancora lotta stretta con forse all'esterno Zumba Pis che appariglia completamente Zippo B e potrebbe anche averlo battuto. Rivediamo la vittoria di Zalica, il secondo lotto di Zabaione Spav, mentre vicinissimi due Zumba Pis al largo di Zippo B che potrebbe anche averlo battuto, ma anche in questo caso lasciamo il compito al giudice d'arrivo.